No ai profughi, nemmeno se lavorano gratis per il comune dove sono accolti. Martedì il prefetto di Treviso proporrà a 23 primi cittadini della Marca un protocollo per impiegare i migranti in lavori socialmente utili, senza retribuzione e gestiti dal volontariato. La Lega Nord ha già ordinato ai suoi sindaci di non firmarlo. Questa è una presa di posizione politica comprensibile e io non ho mai avuto atteggiamenti di repressione o di ovviamente ritorsione contro le scelte dei sindaci. Le rispetto, è altrettanto vero che noi come Lega ai nostri sindaci diamo questa indicazione. Eppure il Ministero vuole attivare proprio in Veneto entro l'anno un centro di accoglienza per i profughi. Verrà scelto tra caserme, capannoni inutilizzati, alberghi. Io spero che non sia nulla, visto e considerato che i veneti sono chiamati a fare un ulteriore sacrificio ed hanno già dato. Siamo una delle 3 regioni con più immigrati in Italia, l'11% della popolazione. Dall'altro c'è anche da dire che ancora oggi 2 su 3 non sono profughi. Intanto Polizia, Finanza e Carabinieri presidiano i confini tra Italia e Slovenia. L'attenzione è massima per il possibile arrivo nei prossimi giorni di profughi dalla Croazia, paese che ne ha consentito il transito ma non la permanenza. I centri di accoglienza in Friuli sono pieni e molti richiedenti asilo potrebbero quindi raggiungere il Veneto. I profughi noi li accogliamo perché scappano dalla morte e dalla fame, ma se non sono profughi se ne devono tornare a casa loro. Noi abbiamo veneti che soffrono più di quelli che vogliono fare i migranti economici in giro per il mondo.